l'autonomia bloccata, si riapre la trattativa con il governo. Il ministro Boccia ha annunciato che il 22 ottobre incontrerà il governatore Zaia proprio nel giorno del corteo a Rialto. Utilizzava il garage di casa come market della droga, nascondendo pure una pistola con matricola a brasa. Insospettabile 52enne albanese di Mestre arrestato dalla polizia. Il radar non funziona, Peschereccio si schianta contro una bricola e affonda, il sinistro all'alba di oggi a Pellestrina, fortunatamente salvi i 2 occupanti. Oggi in mattinata il sottosegretario all'editoria Andrea Martella ha incontrato i giornalisti del Veneto annunciando la nuova riforma con la legge Editoria 5.0. Ruspe già al lavoro per la nuova piscina di Marghera, l'impianto prevede 2 vasche, un centro fitness e 3.000 parcheggi interni ed esterni, cantieri per 1 anno e mezzo. Grazie alla 3 giorni musicale in ricordo del batterista Ciani Pistolato morto per un tumore sono stati raccolti e donati 30.000 euro al centro antitumori del Veneto. La drammatica vicenda del veneziano Alberto Caraceni, paralizzato in sedia a rotelle dopo un pestaggio a Fuerteventura, nuovo appello della sorella per aiutare Alberto ad avere giustizia. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque l'autonomia, perché il ministro Boccia ha annunciato che il 22 ottobre incontrerà il governatore Zaia, dunque ripartirà la trattativa con le regioni. Il 22 ottobre una data simbolo per il Veneto, perché nel 2017 si votò proprio il 22 ottobre per il referendum e nello stesso giorno a Venezia ci sarà una manifestazione sul ponte di Rialto. 22 ottobre 2017, 22 ottobre 2019, a 2 anni esatti dal referendum che portò oltre 2.270.000 veneti a mettere una X sul sì per l'autonomia della regione, si riapriranno i negoziati con il governo. Ad annunciarlo il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che ha fissato proprio per il 22 ottobre l'incontro con il governatore Luca Zaia. Giorno scelto a caso? Chissà, forse sì, ma molti veneti sperano che questa data ormai storica segni una svolta decisiva nella trattativa con Roma. Questa mattina ho firmato le lettere indirizzate ai presidenti delle regioni che hanno già avviato l'iter sull'autonomia differenziata per far riprendere i confronti. Si riparte dalla regione Veneto, la cui delegazione è attesa per martedì 22 ottobre, ha affermato Boccia, che ha poi aggiunto che parallelamente al lavoro in corso sulla legge quadro è necessario avviare immediatamente il confronto bilaterale tra le singole regioni e i ministeri competenti. Ma il ministro si è spinto oltre. Entro fine anno, ha aggiunto, vorrei portare in Parlamento la legge quadro che consente un'attuazione dell'autonomia differenziata in una cornice da Stato unitario che permette ad ogni regione di camminare con i propri ritmi e di fare le proprie scelte rispetto all'idea di sviluppo che si ha. Se da un lato dunque riparte la formale trattativa, dall'altro anche la piazza si mobilita per chiedere un'accelerazione dei tempi. Se l'autonomia entrerà solo sottovoce nella manifestazione sabato a Roma della Lega contro il governo giallorosso, si farà invece sentire prepotentemente nell'appuntamento organizzato a Venezia da Marino Finozzi sul ponte di Rialto, quando, manco a dirlo, il 22 ottobre. Io penso sia legittimo e democratico che tutti facciano le proprie manifestazioni nel rispetto delle leggi e della libertà altrui, non ci vedo nulla di scandaloso. Insomma, direi che per l'autonomia e per il Veneto tutto quello che non strozza ingrassa. Ben vengano dunque le manifestazioni di piazza per mantenere alta l'attenzione sull'autonomia, spiega Zaia, che poi però chiarisce. Ho dimostrato con i fatti come si fanno le cose. Ho portato a casa le Olimpiadi quando tutto il mondo si stava distraendo da un'altra parte. Ho portato a casa il patrimonio dell'umanità per le colline di Valdobbiadene e nel Conegliano quando gli altri ormai non ci credevano più. Ho portato a casa la partita della Pedemontana quando tutti la consideravano ormai persa, invece concludiamo il cantiere 2020. Io sono abituato a lavorare, le altre robe le lascio agli altri, sono un pratico, un pragmatico. La cronaca aveva trasformato il garage in un vero e proprio mercato della droga, arrestato un insospettabile di Mestre. Cocaina, hashish, ecstasy e pure una pistola con matricola a brasa e relativo munizionamento. La scoperta della polizia nel garage di casa di un insospettabile 35enne albanese residente a Mestre, che al momento del controllo si è mostrato pure sorpreso. Non si aspettava la polizia lo seguisse da tempo. Aveva appena venduto 2 dosi di droga e questo è stato sufficiente per la perquisizione. Martedì sera scorso la polizia ha deciso di perquisire l'appartamento in cui vive, scoprendo che all'interno c'era un
vero e proprio mercato della droga, ora sotto sequestro, mentre il 35enne è stato arrestato e accompagnato in carcere. Sono in corso indagini per comprendere il giro d'affari del pusher che probabilmente riforniva sia i suoi clienti che altri spacciatori. Un peschereccio di 19 metri è affondato questa notte intorno alle 2:20 al largo di Pellestrina, tutti salvi i 2 occupanti dell'imbarcazione, il comandante e 2 marinai a bordo. Fondamentale per il buon esito dei soccorsi è stato l'intervento su richiesta della Capitaneria di Porto di Venezia della ditta che si occupa della sorveglianza alle dighe del Mose, intervenuta con un proprio mezzo e il suo personale. Uno dei 2 addetti alla vigilanza si è anche ferito ad un occhio ed è stato medicato all'ospedale di Chioggia per mettere in salvo il comandante del peschereccio. L'impatto del natante è avvenuto con il muraglione di Massi al termine dell'abitato di Pellestrina, in seguito al quale il peschereccio è andato ad appoggiarsi su una bricola. Torniamo a parlare del referendum per la separazione di Venezia e Mestre. Il fronte unionista dice non è necessario, bastano buoni amministratori. L'unione fa la forza e permette di avere migliori risultati. Ne sono convinti i membri di Una è Unica, secondo cui la separazione tra Venezia e Mestre porterebbe solo danno. Ciò che serve sono buoni amministratori. Questo è un monumento eretto in memoria di Gaetano Giorgetto, che io ritengo il miglior amministratore che la città di Venezia e Mestre in particolare abbiano mai avuto. Un uomo che parlava di Mestre Bella, un uomo che ha sognato e poi ha fatto realizzare questo bosco che abbiamo dietro, il bosco di Mestre, il parco di San Giuliano, la piazza, tutta una serie di progetti stupendi che Mestre ha potuto avere anche perché prima c'era lui come persona, come amministratore capace, e poi perché era anche Venezia. I fondi per fare queste cose difficilmente sarebbero arrivati in una città di Mestre con una forza politica relativa. Quindi quello che dobbiamo cercare sono buoni e grandi amministratori, non la separazione della città. Inevitabile un commento sulle ultime dichiarazioni dell'avvocato Marco Sitrano, uno dei maggiori promotori referendari, che ha sollevato la questione del quorum. Il referendum consultivo, dice, non lo prevede e per questo si dice pronto a presentare ricorso. Stiamo arrivando a una sorta di schizofrenia proprio amministrativa, cioè bravissimi, hanno vinto il ricorso perché ne avevano motivo, è giusto, il referendum è un grande atto di democrazia e di intervento del popolo in quello che sono le decisioni più importanti, ma oggi non si può chiedere praticamente di amministrare nuovamente il referendum anche a posteriori, cioè non si può aspettare il risultato per dopo intervenire e ricorrere sul risultato di una cosa che invece secondo me va presa per quello che è e sarà l'opinione e la decisione del popolo. Oggi il sottosegretario all'editoria Andrea Martella ha incontrato i giornalisti del Veneto nella sede di Venezia, promettendo una riforma in materia, a cominciare dalla nuova legge sull'editoria. La prima scadenza è il 29 ottobre prossimo, martedì, giorno in cui presenterà in Parlamento i suoi intenti programmatici sull'editoria, a cominciare da una nuova legge in materia, e la promessa fatta qui in Veneto dal sottosegretario all'editoria, il veneziano Andrea Martella del PD, nel corso dell'incontro con i giornalisti tenutosi nell'omonima sede di Palazzo Turlona a Venezia. Una nuova legge sull'editoria che chiamerò 5.0 e che possa fare i conti con la modernizzazione che è avvenuta nel corso di questi anni, con la rivoluzione digitale, ma anche e soprattutto con la capacità di garantire un rilancio dell'intero settore, sia del giornalismo che dell'editoria. Tra le istanze di cui si farà portavoce a Roma la questione contributi statali, in particolare l'informazione televisiva locale. Si sta lavorando affinché non ci sia nessun taglio, concessioni comprese, anticipato. Stiamo lavorando per garantire una stabilità e una continuità del sostegno dello Stato al pluralismo dell'informazione anche di carattere territoriale. Altra novità, la quota della web tax, che potrebbe essere veicolata al mondo dell'editoria e dell'informazione. Se verrà approvata nella prossima legge di bilancio è un passo in avanti che io spero di poter consolidare anche negli anni futuri. Garantire il pluralismo dell'informazione, a cominciare dalla sussistenza delle realtà locali, TV in testa, è il tema cardine del sottosegretario Martella.
e quindi si è impegnato formalmente a garantire il sostegno economico diretto e indiretto. Noi ci siamo sempre battuti per questa cosa e non nascondendoci mai che i contributi vanno alle aziende virtuose. Il rilancio dell'informazione che nasce dal dialogo, il confronto, il rispetto tra le persone per i giornalisti, il giornalismo e tutto il settore. Finalmente abbiamo un interlocutore con cui discutere, con cui confrontarci, con cui porre le basi per delle riforme serie, delle riforme che garantiscano la libertà e l'autonomia e l'indipendenza dei giornalisti e di conseguenza un'informazione la migliore possibile. Schianto tra 5 tir nel pomeriggio verso le 14:30 con l'autostrada A4 bloccata tra gli svincoli di San Stino di Livenza e Porto Gruaro. Il blocco del traffico verso Trieste ha portato code lunghissime. Uno dei camion ha perso sull'asfalto giganteschi rotoli di carta del peso di 30 quintali l'uno. I 5 mezzi coinvolti si sono tamponati uno dietro l'altro con il conducente di un tir che è rimasto ferito, incastrato nella cabina di guida. Altri 2 conducenti feriti, fortunatamente in modo lieve. Il tratto tra San Stino e Porto Gruaro in direzione Trieste e Udine è stato chiuso, uscita obbligatoria a San Stino di Livenza. Voltiamo pagina, al via i lavori della nuova piscina di Marghera, punto di incontro con Mestre Venezia. Vediamo il perché nel prossimo servizio. È la prima pietra, una posa dai molteplici significati, a cominciare dal fatto che questa di Marghera non sarà una piscina qualunque. Come tutte le piscine comunali sarà il nuovo centro di incontro di una società che da tempo immemore si era battuta per averla e ora c'è riuscita, l'insegna del cantiere in via delle Macchine. Recuperiamo questo rapporto che la città per molti anni non ha mai avuto con Mestre, con Venezia, e per cui si ricostruisce una cerniera, insomma, che collega l'abitato di Marghera con Mestre da una parte e con Venezia dall'altra. Le ruspe già al lavoro per un impianto che prevede 2 vasche, un centro fitness e 3.000 parcheggi interni ed esterni all'area. Tempo stimato per la realizzazione 1 anno e mezzo circa. Un'area che è un'area che noi definiamo di interazione tra Porto Marghera e la città, un'area che è stata lasciata abbandonata da molti anni. La recuperiamo la piscina, è un intervento piccolo ma significativo perché pensiamo alle famiglie, ai bambini. Complesso che si attendeva da anni e la cui ubicazione veniva sistematicamente spostata, così dalla banchina dei Molini al centro finché non si è trovato l'accordo definitivo. Di questo voglio ringraziare Fincantieri perché poi qui in fianco ci sarà un investimento su un parcheggio, cioè noi cerchiamo in qualche modo che dentro tutto lo stabilimento di Fincantieri si possano efficientare gli spazi e quindi di conseguenza vengono efficientati anche gli spazi esterni. Tra i presenti il numero 1 degli industriali di Venezia, Vincenzo Marinese, con il presidente dell'autorità di sistema portuale, Pino Musolino. C'è tutto un rapporto con l'autorità portuale positivo, con cui stiamo lavorando in silenzio per trovare la nuova dimensione di Marghera, perché in questo momento stanno arrivando moltissimi investimenti, ci sono interessi incredibili da tutto il mondo per venire a investire qui e noi siamo contenti perché, lo dico ai giovani, questa è la terra dove potete vivere. Cerimonia di inaugurazione questa mattina di un cippo dedicato ai caduti e realizzato presso la caserma, sede del 4° battaglione dei Carabinieri del Veneto. Il 4° battaglione Carabinieri di Veneto vuole che la memoria permanga e sia un segno tangibile del nostro vivere, a ricordo di tutti i nostri amici, colleghi che sia in patria che all'estero hanno perso la vita e hanno sacrificato tantissimo per il paese, per la patria. Era giusto che anche all'interno del battaglione Veneto ci fosse un punto di memoria. Ricordare, non dimenticare chi ha perso la vita per la patria. Anche per questo, grazie all'aiuto di un generoso imprenditore che ne ha permesso la realizzazione, si è potuto inaugurare il cippo dedicato ai caduti con una cerimonia presso la caserma del 4° battaglione Carabinieri Veneto. Ogni anno noi perdiamo colleghi, amici che durante il servizio, e noi lo chiamiamo servizio apposta, è un servizio che prestiamo alla cittadinanza, purtroppo perde la propria vita e quindi non ci sentiamo non preparati. Siamo dei professionisti e purtroppo dobbiamo mettere in conto anche questo. Presenti alla cerimonia autorità civili e militari.
L'importante è che la memoria non passi in secondo piano, perché noi siamo bravissimi a esaltarci nel momento in cui succedono le cose, poi invece svanisce subito dopo perché abbiamo tante altre cose da fare. Grazie alla 3 giorni musicali in ricordo del batterista Ciani Pistolato morto per un tumore sono stati raccolti e donati 30.000 euro, ma non solo. Abbiamo incontrato persone che conoscevamo a malapena o anche non conoscevamo e che si sono adoperate per aiutare tantissimo nel buon fine di questo evento, quindi credo che questo sia l'aspetto più straordinario, persone che noi non conoscevamo e che ci hanno detto candidamente io non conoscevo tuo fratello, non conoscevo te, non conoscevo la struttura, la vostra associazione, ma avete fatto qualcosa di straordinario che mi dà gioia, pace e serenità. È questo il potere della solidarietà unito a una grande sensibilità e i risultati del Ciani Live Aid, della 3 giorni musicale che ha animato il sagrato della chiesa di Zelarino per ricordare Gianluca Ciani Pistolato, il batterista mancato a 44 anni recentemente per un cancro, ne sono la prova. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per riuscire a portare a casa dei risultati di eccellenza, devo dire che i risultati hanno anche superato le nostre aspettative, tant'è che siamo riusciti ad acquistare tutte le 8 PlayStation per l'Istituto Oncologico Veneto da donare per l'utilizzo dei giovani pazienti oncologici durante le terapie e durante le chemioterapie. Abbiamo acquistato un concentratore di ossigeno per l'Avapo, anche questo è uno strumento che serviva loro, e siamo riusciti a donare 2 assegni di 15.000 euro cada uno ad Avapo e a IOV, uno per l'acquisto di uno strumento particolare allo IOV e per Avapo invece per l'acquisto di un automezzo che serve per portare, trasportare o accompagnare, come ha giustamente detto la Presidente di Avapo, i pazienti a fare le terapie dalla propria residenza fino alle strutture ospedaliere. Solidarietà, ma anche passione, a 360 gradi, anche in nome della prevenzione, con le passeggiate notturne nell'ambito dell'Ottobre Rosa e non solo. Una festa che si è rivelata partecipata e sentita da tutta la comunità. Abbiamo fatto comunità, ma non ci si ferma qui. Prova ne è l'Ottobre Rosa che sta andando benissimo con le camminate a Zelarino. Siamo più che soddisfatti perché magari buona la prima e invece dopo va a decadere, invece stiamo aumentando le presenze. Ieri sera quasi 200 persone hanno percorso Zelarino. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per raccontarvi l'incredibile e drammatica vicenda del veneziano Alberto Caraceni, picchiato a Fuerteventura e paralizzato in sedia a rotelle da chi gli aveva rubato la bicicletta. In Spagna il processo deve ancora iniziare, intanto la sorella lancia un appello e chiede l'intervento del governatore Zaia e delle istituzioni italiane per aiutare Alberto ad avere giustizia. Dopo 6 anni siamo ancora in attesa di un'udienza del Tribunale, quindi sia la causa penale che quella civile sono al momento in stallo. La vita di Alberto Caraceni, veneziano, si è fermata alla vigilia di Ferragosto di 6 anni fa. Picchiato selvaggiamente e reso in fin di vita nel 2013 a Fuerteventura in Spagna, per aver chiesto spiegazioni al ladro che gli aveva appena rubato la bicicletta. Da quel giorno è iniziato per lui e la sua famiglia un calvario con lesioni gravissime e irreversibili. Elena, la sorella di Alberto, racconta. Chiediamo noi quindi, attraverso una petizione che ha lanciato mia madre su change.org, chiediamo al Tribunale di Fuerteventura e di Gran Canaria di intervenire tempestivamente e fare il processo. L'appello, attraverso la nostra emittente, con una richiesta d'aiuto anche al governatore del Veneto, Luca Zaia. Al momento non abbiamo avuto risposte, quindi chiediamo anche un riscontro e un aiuto alle istituzioni italiane. Mio fratello è entrato in coma. È entrato in coma perché aveva una frattura alla mandibola causata dal pugno appunto dell'aggressore in 3 punti. Questo gli aveva provocato un'emorragia e quindi non essendo intervenuti tempestivamente i medici ha avuto si chiama anossia. Per le lesioni cerebrali provocate dall'anossia
Alberto è paralizzato alle braccia e alle gambe, necessita di terapie quotidiane, pagate ovviamente dalla famiglia. Parla male, vede poco, ma ragiona perfettamente e ha bisogno di continua assistenza 24 ore su 24. Anche una perizia medico-legale attribuirebbe all'ospedale spagnolo pesanti responsabilità. E adesso sentiamo dal nostro meteorologo che tempo ci aspetta per il weekend ormai alle porte. L'anticiclone d'Azzorre temporaneamente si ritira verso l'Atlantico, lascia spazio libero a perturbazioni che però subito interesseranno con fenomeni soprattutto il nord-ovest del nostro paese. Le nostre zone dovrebbero essere risparmiate e quindi avremo ancora un fine settimana tutto sommato di tempo stabile. Per sabato inizialmente cielo velato, una nuvolosità anche più compatta, più intensa ma senza fenomeni, poi gradualmente il sole dovrebbe avere la meglio, cioè far capolino, quindi esserci pure dei rasserenamenti. Per domenica stesso discorso, quindi inizialmente velatura del cielo invisibile, un po' di foschia, qualche banco di nebbia e poi un graduale miglioramento, anche se poi per domenica sera ci potrebbe essere un nuovo peggioramento e non si esclude qualche brevissima precipitazione, ma soprattutto sulla parte più occidentale. La settimana poi proseguirà con questo tipo di tempo, tipicamente autunnale, ripeto, per adesso nessuna precipitazione, ma cielo spesso coperto per foschia, per nebbia e per nubi stratificate. Da giovedì avremo un peggioramento e quindi la pioggia dovrebbe diffondersi purtroppo per il prossimo fine settimana. I venti saranno deboli da est prima, poi dai quadranti meridionali, le temperature dai 13 ai 16 gradi le minime, le massime sempre al di sopra della media, oltre i 20 gradi, quindi dai 21 ai 23 gradi. Per quanto riguarda l'Alta Adriatica ancora poco mosso, localmente mosso. È tutto. Vi ricordo l'appuntamento con 20 e 10, in studio Riccardo Barbisana e Stefano Pelloni, capogruppo della Lega e del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Treviso. Adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. L'alta pressione perde colpi accompagnando l'ingresso di una perturbazione, ma vediamo nel dettaglio la situazione di sabato 19 ottobre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso ovunque, con piogge sparse un po' dappertutto, meno probabili tuttavia vedete sui settori più meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 17 e 22 gradi. Condizioni di tempo instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con temporali frequenti fin dal mattino, alternati comunque in giornata a qualche pausa maggiormente asciutta. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 18 e 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, con tempo perturbato e piogge un po' su tutta la regione. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 16 e i 17 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.